Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, in adesione al ricorso presentato dall'avvocato agrigentino Arnaldo Faro, nell'interesse della minore MV, intervenendo con una propria memoria difensiva depositata il 26 marzo scorso, ha chiesto alla Suprema Corte l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha consentito il riconoscimento filiale al padre biologico della piccola MV, che si era reso responsabile di atti violenti contro i prossimi familiari. Dopo la nascita della bambina, il padre MAH, di origine egiziana, consenso che era stato recisamente negato e opposto dalla madre FV, oriunda di Raffadali, in considerazione delle condotte violente dal medesimo attuate nei confronti della stessa, avendola anche voluta indurre all'aborto. In particolare, il padre, dopo la nascita della minore, aveva programmato di impartire alla piccola un'educazione religiosa integralista secondo i rigidi canoni comportamentali, in contrasto con contesto socioculturale di riferimento della minore stessa, manifestando anche l'intento di volerla condurre nel suo paese d'origine per affidarla alla propria madre. In particolare il procuratore generale ha censurato la sentenza della Corte di Venezia, che non aveva provveduto ad applicare il principio di derivazione sovranazionale secondo la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7/12/2000, adottata poi a Strasburgo. In proposito di tale interesse, l'avvocato Arnaldo Faro, investendo della tutela della minore la Corte di Cassazione, ha lamentato che i giudici di merito, nel valutare l'interesse concreto della minore MV, si erano posti in contrasto con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza domestica. In sintonia con tale principio, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, indice della legalità e della corretta applicazione della legge nazionale e sovranazionale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso dell'avvocato agrigentino Arnaldo Faro, rilevando anche che dovrà essere compito dei giudici di merito su compulsazione del PM Affari Civili compulsare tutti gli accertamenti necessari per rilevare le emergenze penali a carico del padre della minore, anche secondo le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura, per la trattazione dei procedimenti nell'ambito dei quali si discuta di violenza di genere o domestica. La Corte di Cassazione, sezione prima, deciderà la questione all'imminente udienza del prossimo 19 aprile.